Sabato 28 marzo i carrozzieri di Confartigianato si ritrovano per dire no al monopolio delle assicurazioni. La categoria, dopo diversi eventi, si riunisce nuovamente per analizzare la nuova riforma del governo in tema di assicurazioni e riforma di codice RC Auto per proporre delle misure a tutela della categoria e dei consumatori. È una giornata importante perché in primis vuole portare l'informazione di quello che è il problema che sta correndo la categoria dell'autoriparazione dei carrozzieri, ma anche di quelli che possono essere i diritti lesi del consumatore nel momento in cui si trova ad affrontare la riparazione della sua auto. Quindi giornata importante per mantenere un diritto del consumatore e una montagna di posti di lavoro. Sono circa 18.000 le carrozzerie in Italia, di cui il 50% sarebbero a rischio sopravvivenza se passasse questo decreto legge. Una problematica che purtroppo però coinvolge molte categorie in questo periodo. Sì, ricordo che circa 2 anni fa una cosa simile aveva coinvolto la categoria sempre dell'autoriparazione, in particolare i centri di revisione, e qualcuno aveva cercato di mettere le mani su un mercato che in Italia vale 13 milioni di euro. Ma molto recentemente la contrapposizione anche nella categoria dei tassisti con Uber e le attività di tassista piccole e medie, e sono elementi che ci fanno pensare un po' per la problematica dei posti di lavoro che possono essere persi in quantità rilevante, un po' per la formazione di veri e propri monopoli commerciali e di vendita dei servizi. Quindi porre molta attenzione a quello che sta succedendo, perché potrebbe compromettere la stabilità economica del nostro territorio. Confartigianato Veneto oggi avvia un'importante campagna di sensibilizzazione dei consumatori. L'obiettivo è quello di far capire quali sono i rischi anche per l'automobilista. Infatti noi stiamo lavorando per noi e lottando per noi, ma soprattutto per il consumatore, che deve essere libero di scegliere il riparatore di sua fiducia, perché mettere un'auto in strada con la famiglia dentro riparata da uno sconosciuto può essere anche che ci sia qualche sorpresa, sempre che magari la compagnia che obbliga la riparazione verso un carrozziere fiduciario stringa anche i cordoni della borsa per far riparare in economia. Una mobilitazione che coinvolge tutta l'Italia. Assolutamente sì, è stata importante e per certi versi anche rilevante la mobilitazione che c'è stata in tutti i territori del sistema Confartigianato. Sapete che questo provvedimento dovrà essere esaminato dal Parlamento, dalla Conferenza Stato-Regioni. Noi abbiamo mobilitato tutte le nostre sedi territoriali, c'è stata un'attività molto intensa di contatto con i referenti locali, con gli assessorati. Speriamo che ancora una volta si riesca a fermare un provvedimento che sarebbe deleterio e nefasto per tutta una importante platea di operatori indipendenti. Abbiamo individuato dei primi emendamenti e quando il provvedimento andrà in Parlamento sicuramente faremo in modo, come abbiamo già fatto per il passato nel 2012 e nel 2013, di sollecitare i parlamentari a modificare sostanzialmente questo disegno di legge. E ancora i tempi non sono certi, non si sa, il provvedimento non è stato incardinato ancora alla Camera, quindi nella sostanza noi pensiamo che da un momento all'altro potrebbe esserlo, quindi ci siamo preparati per tempo, abbiamo proclamato lo stato di mobilitazione della categoria, stiamo facendo tutta una serie di assemblee sul territorio come questa di oggi a Vicenza per sensibilizzare l'opinione pubblica, i parlamentari. Già mi risulta che qui oggi ci saranno diversi parlamentari e abbiamo programmato anche di fare una iniziativa a Roma eclatante, quindi in linea di massima sono questi il percorso che intendiamo percorrere appunto per cercare di scongiurare questi pericoli che per la categoria sarebbero gravissimi. Ci opponiamo in maniera proprio drastica al varo di questo decreto, perché è un decreto iniquo, è un decreto che impone delle regole da parte delle compagnie e questo non va bene. Già il governo dovrebbe impedire questo, perché non può essere che la compagnia imponga delle regole sue
per risparmiare, che poi di risparmi credo che ce ne siano ben pochi, il fatto di dare una convenzione a un carrozziere specifico, garantendo al consumatore che ci sia un lavoro fatto meglio, comunque un lavoro eseguito meglio a regola d'arte, io credo che sia una barzelletta. Noi dobbiamo stare coi piedi per terra, qua dobbiamo capire che la gente ha diritto, secondo noi, ma questo lo prevede anche secondo me a livello costituzionale, ha diritto di scegliersi l'operatore che vuole, ha diritto di farsi riparare la macchina dall'operatore che vuole, anche perché ci sono delle regole, ci sono dei tariffari ben precisi che vanno rispettati, quindi non capisco il perché si debba dare la convenzione a un singolo carrozziere tralasciando anche altri e magari deludendo magari il consumatore che ha un rapporto di fidelizzazione con un operatore e questo non possa più lavorare perché la compagnia non gli dà più la possibilità di farlo. È iniquo, secondo noi va in violazione anche di alcune regole sulla vessatorietà delle clausole del contratto. Niente, adesso vedremo in qualche maniera di opporci e di trovare una soluzione comune insieme alla categoria per evitare che ciò avvenga. Nella discussione del DDL concorrenza io porterò avanti i principi contenuti nella mia proposta di legge condivisa anche con Confartigianato, nei quali da un lato si vuole tutelare la libertà dell'assicurato e dell'utente e dall'altro però consentire a migliaia di imprese artigiane di continuare a lavorare in un mercato veramente libero e concorrenziale senza condizionamenti che vengano da fuori e in particolare in questo caso dalle compagnie di assicurazione. Se vogliamo intervenire sul costo delle assicurazioni auto, che effettivamente è un problema italiano, dobbiamo guardare in altre direzioni. Dobbiamo guardare dove i monopoli ci sono. I monopoli ci sono nel lato delle compagnie assicurative che fanno un evidente cartello, non hanno nessun interesse a migliorare la loro efficienza, anzi ribaltano sul mercato problemi di inefficienza dovuti alla struttura del loro settore e quindi è lì che dobbiamo guardare nella tassazione, in altre cose, ma non certo nel settore dei carrozzieri che funziona e va preservato. E è vero che molte cose si sanno, è vero che qui siamo tutti contrari, diciamo in premessa, così almeno mettiamo un po' di chiarezza, però mettere in fila le questioni e vedere che si ha ragione non solo perché c'è una posizione legittima di difesa della propria attività occupazionale, di vita, di lavoro, ma perché il diritto, i principi di carattere costituzionale e anche europeo, almeno quelli giusti e quelli che dovremmo far applicare un po' di più anche in Italia, ci danno ragione, ci rafforza nella posizione. Il 16 di marzo la Regione del Veneto, convocata nella conferenza Stato-Regioni, nella commissione che accorpa tutti gli assessori alle attività economiche e produttive, rappresentata non da me ma dalla collega Coppola, ha espresso parere contrario della Regione del Veneto su questo disegno di legge.